Che caldo! Mai sentito un caldo così soffocante? Strano. Eppure fino a ieri sembrava inverno. E ora, alle 7 di sera, non si respira. È finita. Ah sì, questa volta è proprio finita. Lui ha deciso di andarsene. Non lo rivedrò più. Bene, bene, benissimo. 3 anni, un amore folle. Più lui, di me. Sì, sì. Era così innamorato. E io invece devo dire che negli ultimi tempi non ne avevo un gran bisogno. Non gliel'ho mai detto però per non farlo soffrire. Ecco, mi ha lasciato lui. E bravo Cristoforo, bravo, ma chi l'avrebbe mai detto? Che caldo fa! Certo che anche lui. Lasciarmi con questo caldo! Ma in genere io preferisco che mi lascino d'inverno. Sì. Comunque è un bene che lo faccia lui, eh. Io non lo lascio per principio, anzi, per vigliaccheria. Ho paura. Gli uomini possono fare di tutto. Una volta ho detto a uno, ti lascio. Pum! È svenuto. Tutta la gente intorno. È lei! È lei! Un'assassina! Aceto, sali. Ma rinviene. Per carità, come non detto, andiamo a casa. Oh, non sono contenti gli uomini quando non li ami più. Ah, da allora ho imparato, eh. Io, zitta. E lui, ma tu non mi ami? Ma sì che ti amo, per Dio! Ah, tutti gli uomini uguali. Cristoforo invece ora torna da sua moglie, tranquillo, eh? Ma è la prima volta che mi lasciano per la moglie. E la sensazione però non è bella. Ma poi che ci farà con la moglie? Che ci farà? Che caldo, che caldo, che caldo. E pensare che voleva fare un figlio con me e io no. Ecco cosa ci avevo io con Cristoforo. Un'attrazione fisica fortissima. Bastava che ci si sfiorasse e lui, tum, subito. Che riflessi, mamma mia. Oh, io non mi accorgevo nemmeno cosa succedeva, che già era finito. Ma l'amavo davvero, l'amavo. Il problema è che non avevo voglia di fare progetti e basta, basta. E lui è per questo che mi ha lasciata. Che caldo, che caldo. Dunque, pensare che avevo deciso di lasciarlo io e ora invece è lui che mi lascia. E diciamo la verità, un po' mi dispiace. No, il fatto è che mi lascia così, improvvisamente, dopo 3 anni, alla stazione. Una parola. Addio. Io dico che non è possibile che non mi pensi. No, non è possibile. Ma perché? Perché non chiama? Ma sì, ma dai, ma cosa ci vuole? Una telefonata? Ma come sono scema, che scema! Eppure sono sicura che lui volesse. E se lui lo volesse, che ne so, lui potrebbe anche arrivare qui, col cuore in gola. Ma per amore si fa questo ed altro. Ah, io lo farei. Sì, io quando voglio bene, io mi arrampico anche sui vetri, faccio di tutto faccio io. Sto esagerando, lo so. È una storia finita e basta.
Ah, non è la prima e poi non è mica una tragedia, dai, dopo passa. Ah, non è mica morto nessuno, eh. Lui mi lascia e io mi ammazzo. No, perché poi uno magari pensa, lo riconquisto. Fai un sacco di discorsi, di quelli che fanno colpo. Ma cosa parla a fare, cretina? Mi ammazzo e basta! Ma guarda se questo mi doveva ridurre così! Non si sta mai tranquilli! Io avevo anche appena finito di pagare la casa, cavolo! Mi lascia, mi lascia. E poi chi è quella deficiente che dice che è un dolorino e poi passa? Ma quale dolorino? Ma che passa? Io soffro come una bestia io mi ammazzo! Ma lui saprà cos'è il mio dolore? No, perché magari non lo sa. Torna dalla moglie lui, torna dalla moglie. E magari fanno anche l'amore questi viziosi porci con quel suo corpo da maschio, da animale, le sue mani sul suo corpo. Cristoforo, amore mio! Via, via. Basta. È finita. È finita. Ma cosa vuoi che me ne importi di quello schifoso che va perfino a letto con sua moglie? Che caldo, mamma mia, Cristo, che caldo!